Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Fratelli Cellino. La qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Con un presidente onorario del calibro del premio Oscar Harvey Keitel e il sublime Mr. Wolf risolve i problemi di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, la non edizione del Film in Italy Sardegna Festival. Alla Forte Village una parata di star internazionali, da Michaela Ramazzotti a Elsa Zilberstein, James Franco, Samuel Arnold, Ilenia Pastorelli, ma anche Franco Nero, Chiara Francini e attori straordinari del calibro di Tim Roth, ma anche un prodotto sardo ultimissima generazione, ovvero Giuseppe Ignazio Loi, è stato premiato in quanto interprete del film di Riccardo Milani La vita va così. Insomma, un'edizione ancora a 5 stelle. Veramente questo festival è dedicato quest'anno alle donne, Woman Power, alle donne che comunque si battono per il loro lavoro, per la loro famiglia. Grande Harvey Keitel che è presidente onorario, Michaela Ramazzotti che è comunque l'ambasciatrice, Clara che sarà una madrina stupenda, tante iniziative. Abbiamo avuto un programma per gli studenti proprio dedicato, proprio didattica, e anche che dove loro fanno conversazioni a seguire il film per imparare questo mestiere, imparare comunque a essere nuovi registi del futuro, showrunner, e gli diamo un'occasione attraverso Filming Italy Sardegna in corto perché ci possono far vedere il loro corto e daremo una chance perché saranno distribuiti da Rai Cinema Channel e poi li porteremo a Los Angeles. Massimo Di Cataldo alla nona edizione del Filming Festival. Sì. Che sensazioni stai catturando? In che modo? Ti do uno dei temi che ha sottolineato un focus di Tiziana Rocca. Il cinema italiano, soprattutto al femminile, è diretto ai giovani. Ma io credo sia fondamentale che il cinema prenda una direzione per un pubblico più giovane, così come è sempre stato, perché comunque
è necessario anche un ricambio, che le sale debbano essere frequentate da un pubblico interessato al cinema e quindi sia in qualche modo anche un cinema che ritrae una generazione che è quella che sta fiorendo in questo periodo, ed è una generazione molto diversa dalla nostra. I temi sono cambiati e le tematiche sono effettivamente più al femminile, e questo è molto importante perché il cinema è stato sempre maschilizzato in certo senso, quindi il ruolo invece di protagonista proprio nella società in questo periodo è quello femminile, quindi è più importante per me che si ritorni a questa forma di comunicazione così sacra, se vuoi, che è il cinema, che sia diretta proprio a un pubblico sensibile. Lei ha navigato tutto il cinema italiano, anche il teatro, degli ultimi 40 anni, dico, stretto, forse quasi 50. Se dovesse fare il medico e misurasse la temperatura a questo festival, alle energie della cinematografia italiana, che temperatura rileverebbe? Giudicare da questo festival la temperatura è bella alta, perché comunque qua ci sono delle star internazionali, soprattutto molti giovani poco conosciuti, americani, di serie, registi importanti, anche vecchie guardie come me, ma anche attori molto più importanti che prendono proprio la scena qui, no? E anche incontrarli e riuscire a parlare, a scambiare due parole è una cosa bella. Il confronto è sempre importante. Sì, sempre importante, però poi in generale il cinema ha dei bei momenti e degli altri un po' meno. Diciamo che abbiamo vissuto un momento molto bello qualche anno fa, dove ci sono stati, adesso è un momento un po' di stanca, dove stanno uscendo però delle cose nuove. Lei cosa ha nel cassetto? Io ho appena finito un film, abbiamo girato anche in Grecia su un'opera d'arte che viene spostata in quelle missioni che fa la Farnesina per far conoscere l'arte italiana nel mondo, viene spostata, però poi subisce il furto di questo quadro, quindi è divertente. Un film interessante che spiega molto bene anche alcuni meccanismi dell'arte, quindi un film istruttivo e così. E poi altre cose che sono in uscita, che usciranno. E comunque è così, il nostro lavoro è quello. Si lavora? Un po' di cinema, un po' di televisione, un po' di teatro, no? È quello che ci tiene vivi, è importante rimanere belli in forma per lavorare. Le chiedo un'ultima cosa, ma c'è un treno che rimpiange di non aver preso, con un regista importante, una storia che magari ha sottovalutato quando ha visto il copione e poi a ripensarci le rimane un po' qui? Ma io sono contrario a rimpiangere le cose, non vale la pena, no, cioè, tante volte ho sottovalutato delle cose, tante volte cose che sono andate benissimo, no? Però è così, non può andare tutto a incastrarsi come vuoi tu, no? Ecco, la cosa di cui è più orgoglioso? La cosa di più sono orgoglioso è la famiglia, i figli, no? È quello la cosa più importante. Poi dopo diciamo che ho fatto tante cose belle e altre meno, però alla fine se devo fare un bilancio di tutto quello che ho fatto devo dire che sono stato fortunato perché ho avuto l'opportunità di lavorare anche con gente molto brava che mi ha dato tanto.
Valerio, abbiamo una sorpresa questa sera. Peppe Iodice da Napoli, ma il Peppi Night in Sardegna? Ma praticamente sì. Peppi Night un po' sono io insieme ai miei compagni di gioco e quindi quando siamo in Sardegna il Peppi Night in Sardegna, assolutamente. Il cronista in questo caso è un po' avvantaggiato perché ha seguito un po' il tuo percorso sia sulla Rai che soprattutto quello regionale. La tua leggerezza è fondamentale per una televisione attuale, però ti dico, la tua forza è arrivata proprio dal regionale. Ma sì, io sono fondamentalmente io sono profondamente napoletano e quindi perché no? Cioè, in verità non esiste una partenza nazionale, perché siamo tutti, cioè il lombardo, il milanese viene da Milano, il sardo viene da Sardegna, siamo tutti molto fieri di essere delle nostre radici. Io sono fierissimo di essere napoletano e il napoletano in questo momento è una delle lingue universali più ascoltate, più parlate, quindi io sono felicissimo. In verità io parlavo in napoletano pure quando non si parlava, quindi ben venga, io sono contento di questo momento felice della mia città, della mia regione. Il cinema nell'ultimo periodo ti ha visto protagonista con una tua produzione che è andata bene, è stata accolta bene dal pubblico e insomma poi sicuramente ci saranno altri progetti, però una domanda sempre del cronista, le tue telefonate, a chi farai la prossima telefonata? Ma chi lo sa, io proprio veramente vengono al momento. L'ultima è stata a Max Allegri, che so che stava da queste parti, però non sono riuscito a incontrarlo, se no gli avrei detto quello che penso da vicino. Vediamo, io sono molto vicino alla mia squadra del cuore, però anche a tutto quello che accade. Lo faccio sapere, ascoltatemi. Da Venezia alla Sardegna, insomma, quella è la sensazione. Tanti giovani dell'Università di Cagliari nelle masterclass, un cinema al femminile che Tiziana Rocca sta sempre, come dire, rinforzando con un focus speciale. Qual è il suo punto di vista? Il mio punto di vista è che sono onoratissima di essere qui, perché tra l'altro il mio film Other Side of Fame, che è il mio primo film americano, parla proprio delle donne, quindi sta supportando la Tiziana Rocca veramente questo cinema al femminile e io sono una delle più grandi sue fans, se possiamo dire così. Felicissima di essere qui in Sardegna, un posto che amo tantissimo e spero che il mio film piaccia e che passeremo dei giorni bellissimi. Perché lo si dovrebbe andare a vedere? Bisogna andare a vedere perché può lasciare delle domande, ti può porre delle domande e perché non è un film scontato, è un film che parla del sociale, è un film che parla della fama in questo momento, scegliere tra fama e amore, cosa che non è molto facile. Che sensazioni prova? Ci sono tanti ragazzi, le masterclass, una curiosità verso il cinema di combattimento che prende sempre più corpo. Lei che sensazioni sta provando? Stamattina abbiamo fatto una discussione sul come l'Italia rappresenta se stessa al cinema e c'era un pubblico tutto di giovani, direi tra l'altro giovani donne, e vedevo uno sguardo molto attento. Non ho parlato con nessuno di loro, però sicuramente è molto interessante perché noi parliamo di un mondo che si rivolge a loro ancora e che forse loro seguono in un altro modo ormai il cinema, quindi penso che sia molto interessante. Senta, lei in una precedente intervista poneva, come dire, agli antipodi le affermazioni di Wim Wenders e Francesco De Gregori sulle posizioni che possono riguardare gli artisti, gli intellettuali, chi produce idee, energie e quelle che sono le vicissitudini attuali, quindi le guerre, quindi i genocidi e così via. Qual è la sua posizione? Io penso questo, che quando ci sono in ballo argomenti così importanti
di svolta della civiltà. Faccio un esempio per tutti: Gaza è qualche cosa che deve turbarci, come ci ha turbato in passato altri massacri, e non puoi stare zitto. Quindi, con tutto il rispetto per le due persone, perché sono due artisti che stimo, che ammiro, io penso che ci sono dei momenti in cui devi intervenire. Lei ha vinto tanti premi, ha avuto tanti riconoscimenti, qual è quello di cui è più orgoglioso? Ma guardi, la verità è che quello che ti dà molto piacere è l'incontro col pubblico, e anche certe volte i complimenti che ti arrivano da certi tuoi colleghi, grandi maestri. Ecco, sono quelli ti danno qualcosa in più. Però in generale i premi fanno bene, fanno piacere. Ho letto che lei, insomma, si è abbeverato al sapere di Leonardo Sciascia. Se avesse un aggettivo per descriverlo? Beh, è stato un personaggio unico, nel senso che quel tipo di scrittore civile, che in Italia ha avuto pochi altri esempi, cioè di persone che attraverso il loro lavoro di scrittura hanno costruito un mondo civile a cui riferirsi. Però era un uomo mite, curioso. Per me è stato veramente un maestro. Sto facendo tante cose, sono impegnata in tante cose, lavoro sempre, se mi capita con la televisione, lavoro tanto con le pubblicità, ma ho anche un importante progetto imprenditoriale che tra l'altro prende proprio spunto dalla Sardegna, perché da 2 anni che stavo lavorando alla creazione di un nuovo brand di skincare che si chiama Jolie Swen, e sono molto contenta di questo lavoro, perché trae ispirazione e anche principi attivi dalla Sardegna. Abbiamo utilizzato il mirto e il lentisco, che sono 2 piante nostre tipiche che sono curative, che hanno degli aspetti benefici importanti, e siamo riusciti proprio da lì a partire, a ispirarci per creare un concetto di skincare, di longevity skincare, partendo anche dalla Blue Zone della Sardegna. Quindi insomma sono particolarmente felice di questo progetto. Poi ne ho anche tanti altri, perché sono riuscita a diversificare oltre alla televisione, alla moda, alla pubblicità. Però questo anche per ci tieni molto? Sì, ci tengo tanto, tanto. Se io rinascessi da capo, io studierei regia, perché ti dà molta più soddisfazione che fare l'attore. Nell'attore ci sono tempi morti, devi sottostare a quello che vuole il regista, magari sceglie quella presa che a te non piace e non hai il pieno controllo della situazione. E invece c'è molta più creatività nella regia, molta di più. Uno dei titoli di punta della Rai di quest'anno è stato Sandokan. Ha visto la nuova versione? Sì, l'ho vista, l'ho vista. Beh, mi è sembrata dal punto di vista visivo bellissimo, è molto più curato della versione mia di diversi anni fa, però adesso abbiamo AI, quindi IA in italiano, AI in inglese, che aiuta molto e rendeva delle scene spettacolari. Realizzato bene,
Mi dà fastidio quando non si fa una ricerca vera sul personaggio, quando uno viene commissionato un articolo e si basa magari sulle apparenze o sul sentito dire o non lo so, vuole fare il sensazionalismo. Tante volte anche magari l'articolo è buono, ma è il titolo che ti fa rimanere scioccato. Se pensi di entrare nel cinema grande, scordatelo. Però adesso ho ritrovato quella Romina dentro di me, ora che sono libera e posso realizzare tutti i miei sogni e continuo a realizzare i miei sogni un pochino alla volta. Sto facendo anche quest'anno diverse mostre di pittura perché io dipingo anche. E sto scrivendo un libro dopo l'altro e finalmente il mio prossimo libro sarà una raccolta delle mie poesie, che ho convinto finalmente un editore coraggioso a pubblicarmele e quindi un po' alla volta sì, forse anche scriverò un musical. Sì, un musical, però non vi anticipo niente. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
È stato Louis Godard, archeologo di fama internazionale tra i maggiori studiosi della civiltà del Mediterraneo, l'ospite speciale dell'appuntamento di Sardegna verso l'UNESCO. Nel corso dell'incontro Godard ha illustrato le ragioni storiche, culturali e identitarie che rendono la civiltà nuragica un patrimonio unico al mondo e meritevole del riconoscimento da parte dell'UNESCO. Un'occasione importante per approfondire il valore di una delle più straordinarie espressioni della storia della Sardegna e per riflettere sulle prospettive della candidatura che punta a ottenere un prestigioso riconoscimento internazionale. Oggi abbiamo a Cagliari una presenza davvero illustre, quella del professor Louis Godard, che ci fa un immenso onore a venire a parlare per Sardegna verso l'UNESCO, e a lui abbiamo fatto una domanda quasi provocatoria, cioè se i monumenti della civiltà nuragica sarda meritano davvero, come noi siamo convinti, di entrare nel patrimonio dell'umanità. Quindi stasera sentiremo un autorevole parere, quello del professor Louis Godard, che ci ricorderà che noi abbiamo questa ricchezza immensa in Sardegna che purtroppo sino adesso non siamo stati in grado di sfruttare e di comunicare al mondo, e non siamo stati in grado di farne quel straordinario volano di sviluppo della Sardegna che tutti quanti i sardi si aspettano che possa essere. Guardi, l'inserimento della civiltà nuragica nel patrimonio dell'UNESCO è una cosa doverosa, perché la Sardegna, attraverso la civiltà nuragica, ha saputo recitare un ruolo fondamentale nel Mediterraneo nel secondo e in particolare alla fine del secondo millennio avanti Cristo. La Sardegna è un'isola che era strettamente collegata con Creta, con Cipro, e quindi ha veramente fortemente segnato la storia del Mediterraneo, di tutto il Mediterraneo, alla fine del secondo millennio avanti Cristo e non solo. Questi incontri sono fondamentali per questo percorso appunto verso l'UNESCO, ma poi il lavoro da fare sarà sempre quello di dialogare e mantenere l'attenzione alta sui siti della Sardegna. Beh, dialogare certamente, ma guardi, se uno riflette un istante sullo straordinario patrimonio archeologico della Sardegna, in particolare della Sardegna nuragica, non può che giungere alla conclusione che l'inserimento di questa realtà straordinaria nel patrimonio mondiale dell'UNESCO è una cosa fondamentale. SINAI rende omaggio al senatore Antonio Caupinna, figura significativa nella storia politica e civile del territorio. A 98 anni dalla scomparsa del senatore ingegnere, il Museo Archivio di SINAI dedica un incontro che si inserisce nel percorso di valorizzazione storica locale attraverso riscoperta e divulgazione di documenti, biografie e vicende umane che attraverso le fonti ricostruiscono la vita pubblica di un'intera comunità, il rapporto tra le istituzioni e il territorio e la restituzione di una memoria civile condivisa. Presente Giacomo Cao, promotore dell'iniziativa e discendente del senatore. Io non ho avuto la fortuna ovviamente di conoscerlo perché sono un po' più giovane, però ne ho sentito sempre parlare. È una figura che, come dire, ha contribuito in modo significativo, io credo, al territorio di SINAI in particolare, ma non solo, perché se non ricordo male veniva eletto nel collegio di Serramanna. Quindi, come dire, aveva uno spettro di interazioni territoriali molto rilevanti. Io insieme a mia sorella, mio figlio, abbiamo deciso di intraprendere un po' questo tipo di attività, di cercare di far conoscere al grande pubblico in senso lato, ma più in generale di far emergere quelle figure, tra cui il nostro bisnonno, che in qualche modo sono state un po' dimenticate e invece sono figure che hanno fatto, come sarà evidente dall'evento, hanno fatto veramente tanto per il territorio. Ricorre il 98esimo anno che cadeva il 29 di maggio, ovviamente non è stato possibile organizzare un evento proprio in quella circostanza, però lo abbiamo programmato successivamente. E ora, insomma, ci auguriamo che all'approssimarsi del centenario il Comune di SINAI possa trovare, diciamo così, delle verticalizzazioni di visibilità di questa figura che, insomma, auspichiamo davvero familiarmente parlando.
Qual è un ricordo che ha custodito sempre gelosamente, però adesso alla vigilia dei 100 anni dall'anniversario della scomparsa, ecco, qualcosa che vuole condividere nella giornata odierna con noi? Non solo con voi, condividere con tutti i partecipanti in persona a questo evento, perché scartabellando tra le carte abbiamo recuperato la pergamena di laurea originale del senatore Caupinna e ne abbiamo prodotto una copia anastatica che distribuiamo e omaggiamo a tutti. È una pergamena di laurea decisamente importante, perché è firmata da Gaetano Cima, diciamo un mondo che all'epoca insomma dava grande lustro all'Università di Cagliari. Qual è un ricordo di questa vasta eredità che ha tenuto in primis a consegnare a suo figlio? Guardi, io credo che, lo dicevo proprio l'altro giorno ad una, commentando, scambiandoci dei messaggi con una importante giornalista, sua collega nazionale, di cui non faccio il nome per motivi evidenti, però il messaggio che passava era, dice, accidenti che bisnonno. La mia risposta è stata, è necessario che facciamo qualcosa tutti, figli inclusi, per far sì che insomma non li facciamo rimpiangere. Oggi innanzitutto mi fa molto piacere ricordare una figura importante tra le tante che ha avuto Sinai, il senatore Cao, che in un periodo storico complesso, anche politicamente difficile, ma è stato un periodo anche in cui si mettevano in atto tante strutture, anche dal punto di vista municipale, ma in questo caso anche politico, direi anche trasversale, perché i politici che ci rappresentano a livello, in questo caso nazionale e regionale, nei tempi hanno lavorato per il proprio comune, per il proprio territorio, e il senatore ha lasciato in eredità tante azioni importanti sulla valorizzazione del patrimonio che oggi vediamo. Pensiamo alla pineta di Sinai, Foresta Campidano, ai Sette Fratelli, all'Icus Sorge, insomma delle iniziative importanti che ha gestito a livello di governo nazionale e di Senato in questo caso, quindi è un'eredità importante che oggi mettiamo in evidenza grazie naturalmente anche allo stimolo e all'invito del pronipote professor Giacomo Cao. Quanto è stimolante ma quanto è difficile ricucire, tessere la memoria con gli impegni politici odierni? Non è semplice, occorre un gran rispetto per chi prima di noi ha lavorato e ha lasciato un patrimonio importante. Non è semplice perché poi occorre a chi arriva dopo valorizzare e migliorare e naturalmente alimentare nel benessere, perché il benessere alla comunità, e quindi è un impegno istituzionale importante in questo momento storico non semplice, perché a tutti i livelli c'è in corso un dibattito politico anche importante e tossico in alcuni momenti, dove l'obiettivo finale è quello comunque di portare benessere, di trovare condivisione e soprattutto in questo caso valorizzare la memoria. Abbiamo questo grande dovere, questo grande patrimonio, e chi amministra in questo momento deve pensare anche a ciò che lascia per chi amministrerà in futuro. È un evento che è stato organizzato e proposto dal pronipote del senatore Cao, dal professor Giacomo Cao, che noi abbiamo accolto subito perché trattandosi di un personaggio illustre della nostra comunità, tramite il museo e quindi l'archivio storico del nostro paese abbiamo subito fatto delle ricerche e poi di conseguenza nasce questo evento che abbiamo organizzato questa sera con tutta una serie di documentazioni che, ripeto, vengono dal nostro archivio e ci permettono di valorizzare anche quelli che sono stati i personaggi illustri di Sinai. L'intenzione è quella ovviamente di continuare questa serie di eventi e di incontri, sempre utilizzando questo nostro patrimonio importantissimo che è l'archivio. Come risponde la comunità? È particolarmente ricettiva, è curiosa? Quali sono i feedback?
La fortuna nostra è che la comunità di Sydney risponde davvero bene a questo tipo di eventi. Tutti gli eventi, sia quelli che noi proponiamo in museo o in biblioteca, insomma nelle nostre case della cultura, vedono sempre una grande partecipazione. Questo ci fa enormemente piacere perché vuol dire che insomma, la comunità è interessata a questo tipo di eventi e anche uno stimolo per noi per creare delle proposte che siano sempre più attuali e attrattive. Ecco, questo ci fa enormemente piacere. Ringrazio la comunità che partecipa. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Oggi parliamo di turismo alternativo e in particolare di glamping, termine che nasce dall'unione tra glamour e camping, praticamente una forma di campeggio con tutti i comfort che ti permette di dormire immerso nella natura in tende, bolle o case sull'albero senza rinunciare ai comfort di un buon hotel, con letti veri, bagno privato, elettricità e talvolta piscina e idromassaggio. Buonasera Valerio, oggi per Panorama Sardo parliamo di una nuova tendenza per quanto riguarda l'accoglienza in Sardegna e il turismo, i glamping, e ne parliamo con gli operatori del settore.
Che tipo di turismo è questo del glamping? È un turismo particolare, un turismo, lo potremmo definire un turismo lento, un turismo di persone che amano vivere nella tranquillità, amano vivere la natura e che cercano un'esperienza, ecco, un'esperienza diversa rispetto a quello che è il turismo di massa, anche distante dalla calca, dalle spiagge, un turismo tranquillo. Ecco, ci troviamo a Capoterra, che è un po' il crocevia fra Cagliari e la zona di Chia, Pula, e quindi anche una logistica che permette poi al turista di andare a visitare il territorio, ma fondamentale questa scelta è anche nel fatto che questi erano comunque dei terreni abbandonati che avete riqualificato. Sì, esattamente. Questi erano terreni dove qua vedete ci sono gli ulivi chiaramente c'erano, ma era impossibile entrare all'interno di questi spazi perché era tutto ricoperto da rovi. E quindi la nostra scelta è stata anche quella appunto di non riqualificare ma di riscoprire, di riutilizzare un territorio. Queste strutture sono strutture da 40 metri quadri che avete comunque personalizzati anche da un punto di vista green, non c'è plastica, ci sono utensili, ci sono attrezzature che permettono ospite di avere delle comodità benché sia una tenda. Sì, potete vedere ci sono delle ceramiche, abbiamo delle ceramiche e poi noi andiamo nei mercatini a cercare questi servizi e quindi c'è un riuso del materiale. Oltre a questo c'è chiaramente la raccolta differenziata, stiamo molto attenti al territorio e insomma a quella che è la sostenibilità. Che tipo di ospiti accogliete? Voi siete comunque una giovane impresa che si è sviluppata in questi anni, avete anche altre strutture di accoglienza con un turismo possiamo dire più classico da questo punto di vista anche nei mesi estivi. Il vostro tipo di utente? Come dicevo prima, un turista che è alla ricerca di un turismo lento e ci rendiamo conto che anche il canale attraverso il quale scelgono questa struttura è differente. Il turista che arriva nel glamping in percentuali maggiori rispetto al turista che arriva invece nelle case vacanze in zone decisamente più turistiche e più conosciute, è un turista che arriva attraverso il nostro sito, attraverso il passaparola, non attraverso i canali invece più conosciuti, quindi attraverso Booking piuttosto che Airbnb, insomma tutti questi canali che sicuramente attirano e permettono agli ospiti di fare la loro ricerca. I canali sono diversi, ma soprattutto stranieri, soprattutto Nord Europa, oppure anche dal Nord Italia, perché sono comunque persone che conoscono chiaramente già questo tipo di realtà e perché nei loro paesi già ci sono da tempo e che appunto preferiscono proprio stare un po' lontano da quella che è la massa turistica. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nella libreria di Panorama Sardo spazio per Geremia Cerri, un artista a tutto tondo che vive in provincia di Cremona, che ha presentato a Cagliari un'opera dedicata ai bambini che racconta un viaggio da sogno in fondo al mare, alla scoperta delle meraviglie della natura e degli orrori provocati dall'uomo. Nella fiaba di Cerri, in fondo al mare finiscono le bottiglie, le lattine, le buste e anche i giocattoli, come la bambola che tanto desiderava Tea. Proprio da questo rifiuto trae spunto l'autore per raccontare la sua storia. Sarà la stessa Tea, con la sua ingenuità, a fornire una chiave di lettura e una speranza per il futuro del mare. È importantissimo perché un libro illustrato riesce ad arrivare anche a dei segmenti che sono quelli anche dei bambini più piccoli, per i quali è difficile raggiungerli invece con altri mezzi, nonostante le attività di informazione ed educazione ambientale che portiamo avanti lavorino molto, però un libro illustrato cattura proprio l'attenzione, la tematica diciamo è chiara, a me sembra importantissimo. Noi siamo qui oggi, cercheremo di divulgarlo, di diffonderlo anche sui nostri canali social per cercare di portare questo messaggio proprio nelle case, che a differenza delle scuole eccetera, degli istituti, è un po' un luogo dove non riusciamo ad arrivare con le nostre iniziative, quindi è importantissimo questo. Abbiamo avuto delle altre esperienze del genere, stiamo provando a portare dei fumetti, stiamo portando a portare un video musicale, tutte cose del genere, e vedo che il messaggio è recepito in maniera importante. È nato innanzitutto da una commissione che mi era stata fatta da una multinazionale che tratta prodotti di belle arti. Loro come logo avevano una mongolfiera e mi dissero: tu disegnaci una mongolfiera nel tuo stile, con quello che stai facendo, e io feci un polpo mongolfiera. La scartarono per una questione di marketing, era un'immagine un po' forte, però io dissi no, io non posso rinunciare a questa illustrazione perché è troppo bella, e cominciai
4 anni fa o anche 5, a immaginarmela di sera con Tea, con la mia figlia più piccola. Anche Nora ha una sua storia, e Tea praticamente ci aggiungevamo i pezzi sera dopo sera, e infatti non lo dico non è che abbia molta fantasia, ma però ho voluto proprio far capire a mia figlia Tea quanto può partire da lei proprio il discorso di stare attenta, e quindi ho inserito tutto quello che lei ha in camera da letto. C'è tutta la nostra famiglia qui, c'è il nostro salotto, ci sono i quadri dei miei amici che io ho in casa, quindi ho proprio, chiamiamo pure, ispirato proprio alla vita mia reale. Fortunatamente Tea e Nora non sono due bambine che desiderano i giochi, che fanno i capricci, fortunatamente non sono quelle, però le ho messe comunque sotto la lente di ingrandimento e ci sta, ecco. Ma tutto nasce da una sensibilità appunto da tramandare di partenza dalle mie figlie, per le mie figlie, dalle mie figlie. Sono molto legato alla natura, agli animali, in questo caso sono animali marini, ma io dipingo spesso animali della campagna cremonese dove abito. Il mare nasce da una passione di documentari su documentari che io e le mie figlie e mia moglie guardiamo con passione proprio. Ho deciso di raccontare la plastica, perché vedo quanta plastica usiamo quotidianamente e sembra quasi un flusso inarrestabile, e questo mi fa pensare, mi mette tristezza. Vedo lo spreco dei giocattoli delle bambine, per quanto genitore io possa cercare di fermare l'acquisto di giocattoli, di utensili, insomma il bambino li utilizza giusto il tempo della sorpresa, che può variare da qualche giorno al massimo a qualche settimana, dopodiché cade in un dimenticatoio. E per quanto genitore io posso rallentare questo corso, purtroppo gli stimoli o i regali da parenti, amici, è un bombardamento continuo che hanno i bambini, quindi non è solo legato a un consumo e a un cattivo utilizzo delle plastiche, ma proprio uno spreco in sé, legato anche magari a un'altra tematica che mi preoccupa allo stesso modo, che è quella del togliere il sentimento del desiderio ai bambini, perché non desiderano più, sono talmente bombardati da cose che non desiderano più. Quindi con l'esperienza del libro ho voluto mettermi alla prova, è un regalo per la mia famiglia, e il fatto che possa esistere non solo nella mia testa o in casa mia è un'idea fantastica e emoziona particolarmente, ecco. Andando a sfogliare il libro effettivamente è chiaro il messaggio che dà il libro, però lo dà in una forma che è questa forma artistica, che effettivamente è quello che ti prende, quello che ti attrae, perché oggi noi siamo tutti i giorni presi da 1000 messaggi, però a volte dobbiamo fermarci un attimo. Ecco, un libro con questi disegni, con queste immagini ti fa ragionare, ti fa fermare un attimo. Secondo me è questo Nel libro ci stanno immagini come una tartaruga che si impiglia in una busta di plastica, una manta che è bloccata da una rete, realtà con le quali vi confrontate giornalmente. Purtroppo sì, e lo viviamo tutti i giorni con tutti i problemi che comportano gli ecosistemi marini. Quello che mi ha molto impressionato dell'autore del libro è anche il fatto che comunque questo l'abbia appreso da dei semplici documentari, quindi utilizzare l'informazione per rimodulare, riorganizzare un messaggio, secondo me è fondamentale. Quello che mi ha impressionato, anche se ci lavoro, è che comunque ormai il mondo della plastica è entrato nel nostro mondo e dobbiamo cercare di capire come rifarlo uscire fuori.
Qual è la situazione in Sardegna? La situazione in Sardegna, ma non solo in Sardegna, quindi non voglio, è da continuare a monitorare, perché il fenomeno in qualche modo deve essere contrastato. Quello che stiamo facendo non è inutile, però ancora non siamo riusciti a invertire la rotta, e questo secondo me è il problema più importante, sia sulle macroplastiche ma anche sulle microplastiche, che sono anche quelle più difficili da vedere e più difficili da controllare, anche da parte dei cittadini. Ricordiamoci che quello che dobbiamo valutare noi è la convivenza con questi animali. Non vengono né a levarci a noi dalle spiagge, ma neanche noi dobbiamo levarle da casa loro. Dobbiamo trovare il modo per convivere. La Sardegna secondo me si presta molto bene, perché ancora abbiamo una sensibilità sugli ambienti marini e sugli ambienti costieri e sull'utilizzo delle spiagge. Speriamo di mantenerlo, perché certo è che ogni tanto nuove leggi o nuove amministrazioni un pochino ci fanno temere. L'anno scorso quante sono state le nidificazioni? Nell'anno scorso abbiamo avuto più di 20 nidificazioni in tutta la regione Sardegna, e soprattutto stiamo vedendo che è tutta la regione Sardegna che sta offrendo spiagge per i nidi. I primissimi anni era soprattutto nella zona sud-est, quella per intenderci di Costa Rei, Villa Simius. Adesso abbiamo visto che le tartarughe amano tutta la Sardegna, quindi. Siamo ancora stanchi dall'estate scorsa, è stata un'estate molto impegnativa, abbiamo avuto 28 siti di nidificazione contro la media dei 5-6 di 4-5 anni fa. Questo è chiaramente legato al fatto che è vero che probabilmente le tartarughe stanno frequentando di più i nostri mari, tanto che abbiamo dei siti di nidificazione anche in posti un po' particolari. Abbiamo avuto a Badesi, abbiamo avuto all'Asinara, quindi non solo la fascia nota Poetto, Costa Rei e Chia, ma si stanno spostando grandi numeri, legati probabilmente anche al fatto che ormai la gente, grazie alla nostra attività, riesce a riconoscere un sito di nidificazione oppure una schiusa e allertare immediatamente la rete regionale. Arrivano sul luogo i biologi, mettono in sicurezza e seguiamo fino al momento, diciamo, dell'arrivo in mare dei piccolini. Questo consente di aiutare moltissimo una specie che in questo momento è nelle liste delle IUCN come a rischio. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. Il Comune di Pula e la Fondazione Pula Cultura Diffusa hanno presentato nell'area archeologica di Nora l'apertura al pubblico della Necropoli Occidentale, un settore finora escluso dai percorsi di visita tradizionali. L'area, per anni non accessibile in quanto inserita all'interno di un'ex installazione militare, conserva un patrimonio archeologico di eccezionale rilievo. Gli scavi hanno restituito la prima necropoli fenicia della Sardegna, individuata in condizioni di conservazione particolarmente significative, oltre a tombe e camere di età punica e a testimonianze riferibili alla fase romana del sito. L'apertura della necropoli rappresenta un passaggio significativo nel processo di valorizzazione del sito archeologico di Nora e del suo patrimonio storico. Illustrati il nuovo percorso destinato ai visitatori e i principali risultati delle indagini scientifiche e antropologiche sulla popolazione che abitavano l'area e il programma della prossima campagna di scavi condotta dall'Università di Padova che partirà il 31 agosto 2026. È molto importante perché qua abbiamo innanzitutto le prime testimonianze della frequentazione in epoca fenicia dell'area e dello sviluppo poi della città con le successive fasi della necropoli, con le successive fasi puniche, ma anche con il riutilizzo ormai non più come necropoli del settore quando la città si espande in età romana. Nora continua a regalare sorprese anche per la cittadinanza di Pula, questo sito chiuso da tanto tempo adesso è fruibile. Sì, abbiamo restituito uno spazio importante alla cittadinanza e soprattutto ai visitatori che vengono a Pula a vedere l'area archeologica. È un momento per Pula, è un momento importante anche perché è un momento in cui ci ricordiamo, cioè ci prendiamo coscienza di quella che è stata Pula, soprattutto di quello che è stato il nostro territorio, di quello che siamo oggi, e questo è anche uno stimolo per capire dove si può arrivare, perché comunque oggi mettiamo in evidenza degli aspetti archeologici e storico-culturali importanti. Diciamo che oggi viene messa in evidenza la nostra identità, perché questo è un luogo identitario per Pula, ma io direi che non è solo per Pula, un po' è identitario anche per la Sardegna e per l'intera nazione. E anche per noi c'è anche l'aspetto turistico, perché comunque diamo un'offerta turistica aggiuntiva, perché avere un sito archeologico importante, in un sito archeologico importante non solo avere il sito, ma offrire sempre delle opportunità di visita, delle esperienze nuove per i cittadini. E quindi questo è un aspetto sicuramente molto molto importante. E un aspetto che tenderei a mettere in evidenza quando mi capita sempre di parlare con i giornalisti è la fragilità del sito. Questo è un sito fragile, già di per sé fragile perché è vicino al mare, però oggi dopo il ciclone Harry abbiamo potuto constatare tutta la sua fragilità. Ci sono stati oltre 2 milioni di euro di danni archeologici e su questo naturalmente noi poco possiamo fare come comune, quindi confidiamo anche con l'impegno della Regione e anche dello Stato.
Questa è un'occasione per presentare nuovi spazi di Nora non visitabili prima, oggi accessibili, tra l'altro in contesti diversi, per cui c'è anche la possibilità, oltre che Nora, anche di ammirare una parte del paesaggio. Questo va a integrare ancora di più la nostra offerta e rafforzarla sia in termini qualitativi che in termini di curiosità per gli stessi visitatori. Il cartellone del sito avrà un'estate molto intensa con quelli che sono anche i prodotti consolidati come Pura Letteraria. Certo, anche quest'anno replicheremo Pura Letteraria, il festival letterario preceduto dalla Notte dei Poeti e altri eventi, e in più vorrei anche ricordare tutte le attività accessorie, cioè abbiamo la possibilità di far visitare Nora con la canoa, per cui escursioni particolari, e con la sovrintendenza stiamo programmando anche altre attività comunque per far vedere Nora dal mare, che insomma da dove sono arrivati i primi visitatori. Una nuova scoperta all'inizio della stagione estiva, di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo solo messo in luce, aperto qualcosa che già da anni esisteva e in cui l'Università di Padova scavava. Era un peccato lasciarlo coperto, quindi abbiamo deciso di offrirlo al pubblico come esperienza privata, quindi è una delle altre aree del sito nuove che si aggiunge al percorso che si può fare in maniera esclusiva e che molte persone stanno apprezzando e che quindi stanno scegliendo di fare in alternativa al percorso tradizionale. Una necropoli meravigliosa, intatta, che ha delle tombe che sono delle tombe che vengono dal periodo fenicio-punico e poi successivamente a quello romano, quindi sono veramente meravigliose da vedere, e con l'aiuto delle nostre guide ci sarà proprio un racconto di tutto il percorso storico di queste tombe che non può essere assolutamente perso. E questo è una ciliegina sulla torta per quanto riguarda tutto il prodotto che Nora può offrire, dalle escursioni alle visite classiche che sono sempre molto belle sia di giorno che di notte, e poi i festival che ospiterà il sito. Sì, stiamo cercando di dare un'offerta integrata in modo che anche chi normalmente non sarebbe attratto da un sito archeologico perché magari è intenzionato a fare un altro tipo di esperienza possa trovare in Nora un motivo per passare una giornata, una serata, una mattina. Quindi stiamo dando tante alternative e devo dire che il mercato sta rispondendo molto bene e quindi stiamo riuscendo a dare sempre delle offerte sempre maggiori e variegate. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità,
Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di trasmissione. Spazio all'economia, sono successe tante cose nell'ultimo periodo. L'ultimo rapporto, quello di Banca Italia, necessita assolutamente di un'analisi del segretario della CNA. Il rapporto fotografa l'andamento dell'economia regionale nell'anno 2025, lo scorso anno, e ci dice che l'economia regionale ha subito una fase di rallentamento rispetto al 2024, ma nel 2025 ancora ha conservato una condizione di crescita, siamo allo più 0,7%, una crescita che è dovuta a un contributo differenziato offerto dai diversi comparti economici. Sono andati bene e quindi hanno dato un contributo significativo al settore delle costruzioni, del turismo e in parte dei servizi, meno bene la manifattura, l'industria e ovviamente quella parte di tessuto produttivo che è più vocata all'export, che ha subito i contraccolpi di questi ultimi anni, a partire dai dazi, dalle guerre commerciali e dal conflitto in Medio Oriente, col rincari dell'energia e del gasolio che hanno ovviamente quasi messo fuori gioco, limitato la competitività delle nostre produzioni. Nel riassunto di quello che è stato il vostro intervento in Consiglio regionale si parlava dei 271 milioni di euro che devono essere investiti dalla Regione entro il 2026, quindi nei prossimi 6 mesi. Voi rilevate, al di là del fatto che nel rapporto Krenos c'è il riassunto di quello che avevate detto in Consiglio, in Assemblea Consigliare, noi ci ritroviamo al 4º posto in Italia per produttività del lavoro, con appena 33 euro di valore aggiunto, mentre il dato nazionale è di 40 euro. Sì, questo è uno degli elementi di criticità storica e sulle quali da un punto di vista della prospettiva si dovrebbe esercitare non solo il decisore istituzionale, ma quanti ovviamente hanno responsabilità e concorrono alla definizione delle scelte politiche a livello regionale. Nella nostra audizione, come dire, abbiamo messo l'accento sul dato, come dire, di fondo. Ancora una volta la manovra economica regionale si muove in un territorio conosciuto, siamo a una fase di utilizzo e di investimento delle risorse pubbliche che cammina su un binario noto, una eccessiva frammentazione, polverizzazione della spesa, centinaia di micro interventi in tutti i settori, ma non emerge un disegno, come dire, organico, tantomeno una strategia di sviluppo, e non si vedono delle scelte, come dire, delle priorità che sono individuate, che possono avere un qualche dato di positività da un punto di vista della prospettiva, e quindi si finanziano interventi in molti settori che possono soddisfare come dire, esigenze di tipo settoriale, ma non possono avere l'ambizione di poter ovviamente imprimere una traiettoria nuova nello sviluppo dell'economia
sarda, e quindi andiamo anche a indicare quali sono, a nostro avviso, lo stiamo facendo da tempo, i settori nei quali bisognerebbe intervenire. Serve una politica industriale di medio e lungo periodo, occorrono dotazioni di bilancio più concentrate nei settori che riguardano l'innovazione, la produttività, la competitività delle imprese. Occorre costruire un programma serio di investimento nei lunghi periodi sulle filiere, sui distretti, e quindi concentrarci sull'internazionalizzazione delle imprese, sul sostegno, anche costruendo degli interventi pluriennali che ovviamente non devono avere lo spazio temporaneo di un solo anno, ma che consentono al sistema economico ovviamente di poter programmare, e manca una regia pubblica intorno a tutto questo. Ovviamente questo non è solo un problema della parte politica, è qualcosa che chiama in campo anche la responsabilità dei sistemi sociali, e quindi il tema di fondo per la Sardegna è proprio questo: serve una radicale discontinuità nelle politiche di sviluppo, perché siamo sempre all'interno di un alternarsi di maggioranze in un senso o nell'altro, ma che si muovono in un terreno conosciuto. Se continuiamo a fare come abbiamo fatto fino adesso, non possiamo aspettarci ovviamente esiti diversi, e la nostra economia viaggia sempre con una modalità che tendenzialmente cresce nei periodi di espansione economica, ma poi ovviamente come un fiume carsico va sotto nei periodi di criticità. E intanto però la distanza, come dice il rapporto di Banca d'Italia, che destina una parte finale dell'analisi a tutta una serie di indicatori che gli economisti dicono quelli necessari a individuare la caratura del benessere equo e sostenibile, e sulla base di questi indicatori la distanza tra l'economia regionale e quella delle regioni più evolute non solo non si accorcia, ma tende ad allungarsi. Esauriti i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si è affacciato la scorsa settimana un intervento del ministro Salvini che riguarda il piano casa. Un piano casa che assolutamente non piace agli assessori competenti per quel che riguarda la regione Sardegna, Spanedda e più. Allora, qui siamo di fronte a una questione sulla quale la Regione fa bene, a prescindere da chi temporaneamente la guida, a opporsi a dei disegni di tipo quasi, come dire, centralistico, perché se quel disegno di legge nazionale andasse in porto, saremmo di fronte a una normativa che di fatto andrebbe in parte a violare, a non consentire le cose che la Sardegna in materia urbanistica ha sempre potuto svolgere. Quindi sono in contrasto col nostro statuto, e bene farà la Regione ovviamente a opporsi, a sollecitare un intervento della Corte Costituzionale perché vengano ripristinati gli spazi di autonomia e venga consentito alla Regione in materia urbanistica di poter operare le scelte che il nostro statuto ovviamente nel quadro che fino ad oggi abbiamo avuto vigente. Quindi da questo punto di vista gli assessori che si muovono in questa direzione hanno il nostro sostegno. E a proposito di Corte Costituzionale, è intervenuta sempre la scorsa settimana per dare un 90% di ragione alla Regione Sardegna nel confronto con lo Stato per quel che riguarda un piano green che a un certo punto ci vede ultimi in classifica a livello nazionale. Beh sì, anche qui siamo di fronte inevitabilmente a un contenzioso da un punto di vista legislativo sulle norme, e la Corte Costituzionale, come sempre fa, con equilibrio ovviamente dirime quelli che sono i conflitti tra le regioni e lo Stato, e accade anche che ovviamente dia ragione alla Regione Sardegna, come ovviamente in questi casi, e la cosa non può che farci piacere perché tutti abbiamo interesse a preservare un quadro legislativo che consenta alla Regione e a tutti noi di poter, nel quadro ovviamente dello Statuto e anche avendo il rispetto delle norme nazionali, ma di poter ovviamente disciplinare quelle norme di dettaglio nella costruzione delle politiche e degli strumenti che poi hanno un impatto sul nostro territorio.
Segretario Porco, infatti però ci dicono che un tempo, quando era Premier Draghi, la Sardegna doveva essere il laboratorio del cambiamento e poi invece ci siamo ritrovati Cenerentola a livello Italia. E siamo stati vittime nel corso di questi anni di una sorta di populismo nel voler rifiutare un necessario una politica che consenta gli investimenti anche nei settori soprattutto delle rinnovabili, preservando e tutelando l'ambiente, ma consentendo ovviamente a tutto il sistema delle rinnovabili di poter raggiungere quegli obiettivi che ovviamente ci siamo dati, che sono molto importanti, perché noi ci dimentichiamo che abbiamo a livello nazionale e ancor più a livello sardo una bolletta che è il doppio di quanto avviene, ed è uno elemento che limita davvero la nostra competitività. Questi obiettivi devono essere raggiunti, serve uno sforzo, come dire, di responsabilità e poi al governo programmare una politica energetica che consenta da un lato ovviamente di avere in prospettiva anche una sorta di autonomia. Si sta parlando di nucleare, bisognerà combinarlo con uno sforzo degli investimenti, avere un mix che da un punto di vista dell'energia consenta anche all'Italia di allinearsi ad esempio ai nostri competitor più virtuosi da questo punto di vista, Francia e Spagna, e questo vorrebbe dire molto per consentire alle nostre produzioni di poter competere ad armi pari. Effettivamente siamo in una condizione di oggettiva difficoltà e non riusciamo purtroppo, al di là dell'alternarsi delle coalizioni, nel delineare politiche di sviluppo che sottraggano appunto la nostra regione dall'andamento di quello che è un po' la ciclicità degli andamenti economici, e quindi servirebbero, come dire, riforme anche a livello regionale in grado ovviamente di riposizionare su un sentiero di sviluppo il nostro sistema economico, e bisognerebbe ovviamente intervenire, migliorare la qualità istituzionale, fare quelle riforme di sistema che vengono annunciate a inizio legislatura ma che ovviamente nessuno ha la forza di poter compiere, la riforma della regione, degli apparati amministrativi, di tutto il sistema delle partecipate regionali. Questo è molto più importante per la Sardegna, per una regione come la Sardegna che ha una spesa pubblica tra le più alte d'Italia. Quindi la qualità istituzionale, la capacità di non frammentare la spesa ma di allocarla nei settori vincenti. Ecco, il grande problema di prospettiva, lo ricordiamo e lo ricordano i vari rapporti negli anni, noi abbiamo tutta la nostra economia che nei momenti di crescita i settori che vanno meglio sono sempre quelli: turismo, costruzioni, filiera del turismo, delle costruzioni, la ristorazione. Ma ai noi sono anche i settori a basso valore aggiunto e manca una gamba che è quella, come dire, della manifattura. Serve uno sforzo di modernizzazione, far crescere quel sistema di imprese che ovviamente è in grado anche di migliorare la composizione del nostro mercato del lavoro, perché come rileviamo tutti da tempo anche nelle fasi di crescita e negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un andamento che tra i più positivi da un punto di vista occupazionale. Abbiamo il dato più alto degli ultimi 50 anni, ma la composizione della nostra occupazione è tutta concentrata in settori a basso valore aggiunto. La Sardegna ha la percentuale più alta tra tutte le regioni in Italia dove si concentra il numero più alto di ore lavorate in settori a basso valore aggiunto. Da qui una produttività che nell'ultimo biennio è diminuita di 1.000 euro per addetto. Allora, o si prova un po' a invertire col tempo e con politiche di programmazione di medio e lungo periodo, ma con coerenza, concentrando le risorse e non frammentando la spesa su questi ambiti, che evidentemente è anche un po' doloroso per quanti ricevono ovviamente queste risorse, ma che nel tempo si sono dimostrate non utili a farci fare quel salto di qualità, e quindi servirebbe uno sforzo corale dei decisori politici in maniera bipartisan, maggioranza e opposizione, e degli stakeholders e anche delle forze sociali nel voler imprimere una svolta e una radicale discontinuità nel modo di operare, diversamente gli saranno quelli che commentiamo da decenni.
Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Fratelli Cellino. La qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.